Una povera vecchietta siciliana non può capirle queste cose. Lei non sa che cos'è l'iPhone, wifi, l'iPad. Lei non sa neanche bene cosa sia un cellulare, perché è rimasta il fatto che il cellulare è la camionetta della polizia che porta i carcerati. Sta con una figlia zitella che l'accudisce e ha un figlio Giovanni che lavora fuori. È sempre seduta vicino a una poltrona perché il figlio tutti i giorni la telefona e lei risponde: pronto? Giovannuccio figlio mio, che sei tu? Sì mamma, io sogno, ma ti sento sano, non è così, è sogno con cellulare. Chi esiste nella polizia? Ma quale? È un cellulare dell'amico mio. Ah, e io che è nella polizia. E di mamma, che feci? Saresti in passaggio? Ma quale? Giovannuccio, bella mazza, fammi assettare, che come nasci scialarato, non vedete che ti hanno arrestato. Ma quale? E che non mi funziona l'iPhone. Come non ti funziona? Un phone è nuovo, l'hai giocato l'ultima volta che sei venuto. Ma quale? E qua non c'è wifi. Come dice la mazza che fai? E che potresti fare? Lo sai che non mi posso eliminare. E tesoro, calava, stira, sbarazza e mi preparo un coccosuzza di mangiare. Ma quale? Dice che ora mi faccio l'iPad. Un'altra cosa, oh signori mio, ma chi di loro non li spaghi? Chiama subito un dittore, fatti visitare, perché spaghi non c'è chi scherzare, non mi fate stare in pensiero, lo sai che non mi posso cardeciare. Ah, sti figli, magari che sono ranni e pinamacce, restano sempre di sopici miei. Sì, come l'una domani l'amorito ve ne va, lume, conforto e cantari, sta canzone da caffè. Io potia volissi partire con una barca e non tornare più, e cantando di cielo e di mari, perché l'unico bene sei tu. Ci fa di questi regali, avete visto? Se ti sei fatto attendere, quanti anni, mi sei stato sempre vicino, ci sei stato sempre vicino. Io ho sempre seguito, lo so, ma ho sempre seguito perché la poesia mi piace, perché la poesia è essenza, la poesia è emozione, quindi mi piace la vostra iniziativa. Io invece ti invito a farle un po' più larghe, va bene? In luoghi magari no, più largo di così. Non larghe così perché la gente è distratta, cammina, quindi prende e lascia. Invece dare la possibilità alla gente di ascoltare e di sentire le poesie che voi fate, che sono tante poesie bellissime, perché la poesia deve essere anche utilizzata, pensata, capito? E la poesia così
Sì, vabbè, può colpire, ma la gente che cammina sicuramente non l'apprezza molto, questo voglio dire. Ma siamo È il mio fermi, pensiero. ma siamo fermi. Pensiero. Lo facciamo con pause, siamo fermi. Allora Franco, tu? Dai. Allora, dopo una bella canzone d'amore ci vuole questa. Certo. Maggio sposato, un picciottetto, bel testino, cappare, piccolino, manza e buono come pane, capanno con scotch e belli in Italia, i virazzi ancora mi fanno rimordare. Coriranni come una quercia, e se nella testa e aglio la tempesta, nei sorrami come un pastoretto mi voglio appicciare e il cuore a ristorare. L'apparenza un po' d'inganna, pare fritto e distaccato, c'è un rico che pare dopo un glisi, e infatti si ho vedete, quando sta più picciore, questo lumpello appenduto nell'umirazzo, ma che voglio dire, che pare proprio ingresato. Uno verso di poesia ma tu pau, mi risica quando un rido, si arrecria tutto criato, ti voglio a dire, che ci arrestai con la bocca aperta e con l'occidente. Una cosa richiesta, non me l'avessi aspettato. E siccome già beddaranno io era e lo tempo magari per mia stai passando, ancora con la bocca aperta e l'occidente mi disse, ma ancora ci sta pensando? L'abbracciammo e a prima volta sotto lo yogo fuoco e capia che non era lo yogo, ma una grande avventura riscoprire piano piano e qui ancora voglio ir tanto lontano. Ovviamente l'hai fatta tu. È una poesia sua di Antonina Coletta dedicata al marito Enzo Amato che è al suo fianco. Sì, a penna, scritta a penna in un foglio. Brava. Chi viene appresso si prende il Prego, microfono. prego. Maria Pina? Che cosa? Un accompagnamento. Estemporanea. Ah, un'estemporanea. No? No, lui non recita, io. Allora, questa è una poesia sul carretto siciliano. Il carretto siciliano che era una bandiera della Sicilia, lo sappiamo tutti, e praticamente era un'opera d'arte in cui concorrevano diverse maestranze per farlo. C'erano diversi artisti, c'era il pittore, il falegname, l'ebanista, lo scultore, il fabbro, adesso ne scordo qualcuno, ma c'erano dei carretti siciliani che erano delle vere e proprie opere d'arte e adesso non ci sono più. E con lui va via un pezzo della tradizione nostra, una visione nostra da bambino. Ce n'era uno ogni cantonera, e la Sicilia era una bandiera. La mia che faticava anche un villano, quanto era un carretto siciliano. Era una cartolina che corria a tutti, tranne a chi ne piaceva. Fiammanti di colore e bellimenti, cuscruscio, ricanciani e finimienti. Da sponda, qui mostrava la papparia, lasso i bastoni che la matta si vedeva. Una chiave scolpita con massia portava lo stemma della massaria. Lumiranni, tra i tempi della miseria, uscì ancora in notte in una sera. Quando pintuazzi di pane e cottomazzo, risole in sole si facevano lo mazzo. Di frutta fatta a maglia allo rotore, per portare mangiare a beveroni. Con spade e pupi di favole pittato, un libro famoso ci avevano stampato. Eroi, soldati, tanti paladini lottavano per Dio e i saracini. Orlando coronato suo cucino, sace facendo ogni beduino. Angelica a tutti noi piaceva e c'era gano vacanza cacciaria. Vorriavano che rode come danza fatti e gesti revalorosi Francia. E noi senza marito e senza boria cresciamo che insegnamento da gloria. Ma come a Roncisvalle fu destino, si perse Orlando, poi Fierro Saracino, con il progresso di macchine e motora, si persero di carretta e so valora. Il tempo corre e giù non c'è rispetto, la gente se ne fottero carretto, scavigliato, da nagnone, messo fuori, si va perdendo corrido tanta storia. Ciao Salvatore Conti.